Chiara Rizzi, salita alle cronache per lo sciopero fiscale. Di che cosa si tratta? Lo sciopero fiscale si tratta di uno sciopero, tutto è partito da Pippo Barresi e dal Comitato Commercianti di Scordia, poi mi sono alzata io prendendo spunto dalla lettera che ha fatto lui e che ho trovato su Facebook. E da qui migliaia e migliaia di persone, imprenditori, dipendenti, persone di tutti i ranghi stanno aderendo appunto a questo sciopero fiscale, che significa non riusciamo più a pagare le imposte e i contributi perché i soldi ci servono per mangiare. Noi non ci ammazziamo più come hanno fatto tanti di noi che si sono tolti la vita perché non riuscivano più a pagare le imposte e i contributi. Noi non ci ammazziamo, anzi vogliamo trovare una soluzione. Al momento l'unica soluzione in questo istante è fare lo sciopero, quindi non pagare questi contributi cercando di ottenere voce. Che cosa, oltre appunto a non pagare, state cercando? Un tavolo, un confronto, e con chi? Noi vogliamo cercare un confronto e vogliamo cercare di sederci al tavolo con coloro che vorranno trovare con noi una soluzione concreta, giustamente per ritornare a pagare i contributi giusti in perfetta equità. Un'equità fiscale che ormai chiediamo a gran voce milioni di persone, non solo in Italia. Cosa significa per Chiara equità fiscale? In soldoni la matematica non è un'opinione. Se io ho 10 posso dare un tot, se un'altra persona ha 100 darà un tot in percentuale superiore, chi ha 1000 che garantisca di dare la percentuale e che non ci si copra di nuovo di bugie, dove chi ha 1000 magari dice di avere 1 e poi quell'1 viene ammazzato.